Grazie per la vostra presenza, per questo ultimo appuntamento degli aperitivi narrativi di quest'anno. Diciamo che siamo partiti eh, con un clima primaverile e concludiamo con un clima mi pare molto estivo, il che va bene, insomma, mi pare. Abbiamo avuto anche una bella fortuna in questo cammino, in questi 5 incontri, di avere sempre il tempo favorevole e quindi è stato piacevole anche sentire tutti i nostri ospiti. Oggi concludiamo in bellezza con, con due personaggi del mondo slow food, fra i fondatori di Slow Food, con Carlo Casti che ha scritto questo bel libro Vigne Vista Mare, che avevo annunciato anche negli incontri precedenti, e con l'amico Gino Bortoletto che dialogherà con lui, avremo modo di sentire appunto questo lavoro molto interessante che Carlo ha fatto in questi ultimi tempi. Devo dire, prima di passare la parola a Gino, che mi permetto semplicemente due cose. Voi sapete meglio di me che il mondo della gastronomia è entrato prepotentemente negli ultimi anni nella letteratura e come nella televisione in maniera assolutamente, talvolta in maniera prevaricante. E proprio dentro questo grande mondo della letteratura, a mio avviso, si distinguono coloro che della gastronomia, della enogastronomia, hanno cercato e cercano di farne un appuntamento culturale, perché cibo e vino da una parte sono delle risorse nostre umane, le prime, che abbisognano sempre di uno sfondo culturale per capire cosa si mangia e cosa si beve. E questo è come dire, una propensione che Slow Food, per esempio, ha sviluppato in questi ultimi 30-35 anni in maniera molto seria, vedendo tutto il processo che porta noi consumatori poi a fruire di questi beni di prima necessità nostra. E credo che il libro di Carlo si iscriva proprio nella letteratura della cultura enogastronomica, che è molto interessante per noi e per fare delle scelte consapevoli. Secondo, il titolo molto originale, Vigne Vista Mare, è un titolo che esprime anche un punto di vista nuovo, innovativo, interessante, di cui parleranno poi Gino e Carlo. E quello che a me piace sottolineare è che questo viaggio che Carlo ha compiuto nel nostro stivale è un viaggio raccontato con una letteratura molto adeguata ai nostri tempi di lettura attuali, quindi con dei testi che sanno fare anche una sintesi molto interessante proprio per darci una certa facilità di lettura. Sono anche testi che si nutrono di una lingua molto efficace, esemplificativa, ma anche con delle citazioni che ci consentono di capire, nella ritmica che questo libro ha, ci consentono di capire il cuore delle regioni visitate, perché la ritmica riguarda un inquadramento della regione, riguardano poi i vini, riguardano i prodotti tipici, riguardano i piatti tipici. C'è questa scansione che è molto interessante perché è ordinata e ci facilita la lettura. E quindi ringraziamo Carlo per questo lavoro e siamo molto contenti di finire così, anche perché poi insomma, avremo modo di fare anche tutti insieme un brindisi finale e siamo contenti della sua presenza. Lui arriva direttamente da Milano e quindi insomma è dentro una vecchia Villa Stucchi, che mi pare possa offrire un po' di rilassamento, anche se in treno credo sia andata bene. No, ma sei arrivato in macchina, è vero, perché se no in treno avresti avuto modo di rilassarti comunque prima. Beh, detto tra noi, allora do la parola, ringraziandovi ancora per la vostra presenza, oggi come nelle altre occasioni, do la parola a Gino Bortoletto. Dicevo, questi sono due personaggi, cioè sono
hanno fatto la storia di Slow Food, questo no per dirlo, ecco. No, perché a volte magari sfugge la prima battuta, è meglio sempre rinforzarla. Bene, no, forse tu hai il microfono là, io lo passo a Carlo. Mezzi tecnici. Grazie Lucio per un'introduzione per niente, un'introduzione interessante, proprio grazie a voi, ecco, della vostra presenza. Ma è un finire, ecco, di questa manifestazione bella che in certa parte sono riuscito a seguire anch'io, con il piacere, no? Ecco, con la riscoperta, la riproposta del gusto come un elemento conduttore, ecco, dello stare assieme. Carlo Casti è un amico di lungo corso, e la cosa che qualcuno può anche domandarsi, e poi io lo domanderò direttamente a lui, in questo fiorire appropriato ed esagerato di guide, di manuali, di trasmissioni, ecco, sui temi del cibo, della gastronomia, come mai ha sentito con l'esigenza anche lui di dire qualcosa. Ce lo dirà per davvero. Io ho tentato anche di capire e di pensarci. Credo che sicuramente l'inizio di tutto sia, come dice nell'introduzione Carlo Bogliotti, che è l'amministratore delegato di Slow Food Editore, la voglia di Carlo di regalare gioia. Carlo è una persona di grande sensibilità, di grande cultura e di grande empatia, trasmette e mette a disposizione il suo sapere, le sue esperienze per condividerle. Quindi è veramente un uomo del convivio. Ecco, e all'interno di Slow Food questa è stata quasi una religione, voglio dire, no? Ecco, la convivialità, ecco, la relazione empatica. E quindi credo che la voglia di condividere con altri quello che lui ha accumulato come esperienze, come conoscenze, sia stata probabilmente la molla iniziale e importante. E l'impostazione è quella che citava Lucio, è decidere il punto di osservazione, da dove partire per parlare di queste cose, e lui lo fa, ecco, in modo sicuramente e decisamente originale, e cioè dal mare, no? Guardiamo l'Italia nei suoi aspetti legati al cibo, alla gastronomia, alla cultura alimentare, al paesaggio, e guardandola dal mare. È un'attenzione e una sensibilità che lui ha condiviso anche con alcuni familiari suoi, che erano decisamente molto, molto presenti in mare, ecco, e quindi da lì guarda e si esprime. E lo fa con il suo stile, lo fa essendo un uomo slow food. Un uomo slow food, nel bene e nel male, voglio dire, non è che slow food sia la cosa migliore al mondo, però è un elemento importante, e lo fa sia per i contenuti, per le cose che dice, sia per lo stile che ha, sia per il linguaggio che usa. Ed è un linguaggio, anche qui un'impostazione, anche il suo libro dice non è una guida, è un sussidiario. Ecco, sussidiario è un elemento che caratterizza per esempio uno dei testi fondamentali della letteratura di Slow Food, che è Osterie d'Italia, ecco, è un po' la nostra Bibbia. Penso che qualcuno di voi abbia avuto modo di utilizzarla, e se non l'avete ancora fatto tenetelo come un riferimento per scegliere quando siete in giro, specialmente, ecco, per l'Italia, perché è uno strumento ancora di notevole affidabilità. Ecco, anche lui dice: io non faccio una guida, creo uno strumento che può essere utile, interessante per tutti. Lo fa tenendo conto direbbe Lucio, della grammatica fondamentale di Slow Food, che è quella del buono, pulito e giusto, del buono rispetto alle cose buone, eccellenti che ci sono, pulito perché pensiamo che si debba vivere, ci si debba alimentare, si debba anche trovare il piacere nel cibo, rispettando tutto ciò che c'è già, tutto ciò che vive accanto ai prodotti del cibo, sia nella produzione, sia nella trasformazione, sia poi nella fruizione e nel consumo, quindi nei resti del consumo. Ecco, a questo
A questo Carlo aggiunge, in questo libro, aggiunge il bello, perché il paesaggio è una parte importante del suo libro, molto importante, sia sempre riconnettendoci al punto di osservazione che è dal mare, e quindi guarda l'entroterra, guarda tutte le coste, descrivendo il bello, raccontando anche il bello. Lo fa sulla base di un'esperienza, sì, bisogna dirlo, ecco, cinquantennale di attenzioni a queste cose, oltre anche, no? Ha più di 50 anni lui, quindi sì, e lo fa, ecco, sì, no? E lo fa, ecco, con questo bagaglio, con questa banca dati straordinaria, con quella che, parafrasando Mauro Lorenzon, il famoso oste che fa anche una postfazione, ecco, molto, molto, molto curiosa e molto allegra il suo libro, lo fa anche lui avendo molte ore ombra a bagaglio suo, no? Che vuol dire quanto ho degustato, quanto ho apprezzato il cibo, il vino, le compagnie, la convivialità. Tante ore, tante giornate, tanti mesi, tanti anni. Ecco, e quindi lui attinge a questo mezzo secolo, diciamo, di incontri, di degustazioni, di relazioni e quant'altro. La chiave di lettura, come dice lui, sono i vini, cioè i vini sono la chiave di lettura per leggere i territori. Ecco, questa è l'impostazione generale del libro e inizia partendo dalle coste liguri e via. Ma lì ci entriamo tra un po'. Intanto vorrei che fosse Carlo a dirci come mai ha pensato di scrivere questo libro. Buonasera a tutti, grazie per l'invito fatto da Lucio e da Gino. È bellissimo stare con voi, insomma, stare in un posto così affascinante e soprattutto con l'attenzione che dimostrate verso queste parole. Sono solo parole, però si cerca di comunicare qualcosa di interiore parlando, scrivendo, ed è il motivo per cui appunto si scrive, o quello di raccontare a un altro quello che tu hai vissuto dentro e che hai ancora nascosto e latente e lo devi tirar fuori. Questo è secondo me il senso generale della scrittura e della parola, no? Che esce anche quando facciamo due chiacchiere. Noi vogliamo non soltanto come dire, comunicare emozioni nostre, ma anche comunicarle per aspettare l'altra persona che ho davanti e che magari mi dice delle cose e mi dirà delle cose anche lei. Quindi grazie per le parole, hanno cercato di santificarmi, ma non ci riusciranno perché sono un grande vecchio peccatore, quindi è impossibile la santificazione, però grazie per le belle parole che aiutano a vivere, a sopravvivere, a continuare a scrivere, a continuare a comunicare proprie emozioni. Allora, perché ho scritto questo libro? Beh, un po' me l'hanno chiesto. Una prima cosa che mi chiedono da qualche mese quando vado in giro con questo libro è che c'è lo stesso cognome nell'autore e c'è lo stesso cognome nell'editore. L'editore è un editore che si occupa di vela, di mare, di spiagge, ma soprattutto del mare aperto e del mare che racconta anche lui delle storie. E questa casa editrice è stata fondata anni fa da mio fratello e si chiama appunto Casti Editore come me, ed è una casa editrice
che si occupa anche di problemi legati ovviamente al territorio, al clima, al mare, alla gastronomia, quant'altro. E allora mi è stato chiesto, forse anche per risparmiare determinate spese, perché non scrivi tu questo libro che hai bevuto nella tua vita, quanto piave passa da queste parti, non so, e quanto hai bevuto così tanto che conosci senz'altro questo mondo. Raccontaci i vini da mare, i vini da mare, perché sono buoni, e i vini però anche visti dal mare. E allora ho provato a raccogliere le mie esperienze e in maniera non nel racconto, non professionale dico io, perché non è una guida che serve per i sommelier o per gente, gli addetti ai lavori al vino e quant'altro, è semplicemente l'ha detto prima Cino, un sussidiario, un aiuto. Ci sono ormai tanti elementi nella nostra comunicazione che ci aiutano. Quando andiamo, che so, in Puglia, chiediamo vini, anche su Google, chiediamo vini pugliesi e ci fanno una sfilza di vini che non finiscono più. Ci dicono anche i produttori, magari il vitigno, qualcosa. Quindi è facile oggi trovare comunicazione. Poi ci sono le guide, le grandi guide, le ex grandi guide e anche delle guide fatte in maniera più professionale e più, tra virgolette, seria. Questa vuole essere un aiuto, una cosa che ti tieni in tasca e che magari quando vai al mare o in vacanza o in barcavela o in spiaggia o nella casa di campagna eccetera e vuoi conoscere il territorio, vuoi conoscere anche il vino, ecco, questo è un aiuto che ti dà un tipo che ha bevuto molto vino ma che ha letto tanto, ha pensato, ha scritto, insomma questa è stata la motivazione principale. Poi dopo ovviamente la scrittura ti prende la mano e fai diventare questo sussidiario qualcosa di più, una cosa che ti aiuti a scegliere il vino, ma ti aiuti anche a capire per esempio la storia di quel territorio, i personaggi che ci sono stati, alcuni personaggi, l'arte che c'è in alcuni luoghi delle nostre regioni anche costiere, le chiese, i conventi, tutte legati poi i conventi all'uva, alla cantina, ai vitigni, quindi tanti legami, la poesia, per quello che molte volte, quasi ovunque, in ogni regione, ho messo come cappello della regione una poesia di un autore locale possibilmente. Che poi magari se parliamo di Veneto, visto che qui siamo, probabilmente ci sarà anche una poesia in Veneto, non declamata da me perché la mia pronuncia sardo-milanese bastardita da chissà quanti viaggi e giri che ho fatto, non può valere la lettura giusta di un dialetto che ha la sua arte, la sua poesia, la sua armonia che una pronuncia diversa può rovinare. Allora, questo è il motivo per cui ho iniziato questa. Un'altra scelta che ho fatto, naturalmente è stato ripetuto varie volte da decennale esperienza in slow food,
Quindi sono stato marchiato così dall'inizio di questa cosa che mi porto addosso, che sento mia, perché mi sento un uomo slow food sino in fondo, e quindi naturalmente questa cosa è rimasta. E allora leggere un territorio, leggere un cibo, leggere un vino, per noi significa leggerlo nella sua complessità, cioè vedere che cosa c'è dietro un bicchiere di vino, qual è il lavoro che c'è, qual è l'economia, qual è il clima, qual è il territorio, qual è l'agricoltura che c'è attorno, che contatti, che connessioni ci sono tra il cibo e il vino. E questo me lo sono portato dietro e ho cercato di trasferirlo anche raccontando tutti questi vini. E poi ho fatto un elenco di vini che secondo il mio ghiribizzo meritano menzione, meritano attenzione, meritano segnalazione, perché di ogni vino descritto non c'è una recensione vera e propria, ma c'è un'indicazione minima: qual è il vitigno, chi è il produttore, perché l'importanza del produttore, del tipo di produttore è fondamentale nella qualità anche del vino, il prezzo, e poi dirò qualcosa sul prezzo, e quali sono le caratteristiche fondamentali di quel vino, con che cosa si può abbinare, ovviamente con dei piatti locali, possibilmente piatti di pesce. Per questo qui si aprirebbe una discussione che non finirebbe mai. La maggior parte dei vini sono vini bianchi, perché così nella attenzione classica si beve meglio il bianco con il pesce, che poi oggi che c'è questa, in questi tempi un po' sospesi, di tutto che varia, tutto che può cambiare, la fluidità non solo del vino, ma fluidità anche dei gusti. Probabilmente ci sono alcuni vini rossi che sono perfetti con alcuni pesci o alcuni, diciamo, animali che hanno vissuto nel mare, che naturalmente non sempre sono i pesci guizzanti, o anche lì però ci sono dei pesci grassi che richiedono magari anche l'attenzione di un vino rosato, di un vino rosso. Magari vi sto dando delle indicazioni che potrebbero servire magari per qualche obiezione che voi potete fare, qualche osservazione, qualche domanda che farete dopo che noi abbiamo esaurito quasi le parole che dobbiamo dire. Un'altra cosa sono delle scelte dei vini assolutamente soggettive, assolutamente soggettive. Nessun produttore dei mille esagerato, però dei centinaia di produttori che conoscono è stato avvisato di questo libro, di questo lavoro che stavo facendo. Nessuno sapeva che io stavo lavorando su sta cosa. Ho impiegato 9 mesi durante il lockdown, che non sapevo cosa fare se non assaggiare qualche vino, fare riferimento ai vini che avevo assaggiati. Ogni tanto coinvolgevo anche ovviamente mia moglie nell'assaggio, magari per vedere se meritava quel vino una segnalazione o meno. Se arrivavamo alla fine della bottiglia una sera, magari qualche volta capitava, vuol dire che quel vino ci era piaciuto e che quindi lo segnalavamo, a scapito di quello che dicono le altre guide,
oppure facevamo anche qualche osservazione non tanto negativa, ma quantomeno chiedendo un miglioramento, che quel vino meritava un'attenzione maggiore o nella preparazione o nella selezione del vitigno in quant'altro, però mai abbiamo parlato male di un vino. Se non ci piace non lo si mette, più o meno come si fa quando si va a mangiare per fare Osterie d'Italia, no? Chiedo a lui, perché lui è stato uno dei responsabili nazionali per tanti anni e quindi ci dava lui la linea quando facevamo queste selezioni. E questo stile più o meno ho utilizzato nel selezionare questi vini, regione per regione. Siamo partiti dalla Liguria, abbiamo fatto la Toscana, il Lazio, la Campania e poi giù la Calabria, la Basilicata, la Puglia, siamo tornati verso nord, qui abbiamo trovato i vini che tutti voi e tutti noi conosciamo, perché chi vi parla è un cultore non solo dei vini, ma di vini di veneti, friulani e quant'altro, pur essendo io invece nato in una piccola isola, grandissima isola, piccolo, grande, che si chiama la Sardegna, e poi abbiamo ovviamente preso anche la Sardegna, la Sicilia e anche a nord la Croazia e la Slovenia. La Slovenia no. La regia mi dice che la Slovenia no. No, la Slovenia sì, no, la Croazia no. Ah, la Croazia no. Ha ragione. Finita la bottiglia quella sera. Sì, questa sera non ho ancora bevuto, quindi. Niente, poi altri motivi o altre caratteristiche magari vengono fuori dopo nelle vostre domande, negli approfondimenti che faremo con Gino e con Lucio. Grazie. Ma lo diceva Carlo adesso, che l'impostazione che ha dato è quella che ogni territorio regionale, perché sono presi non, ecco, i racconti non sono limitati scolasticamente alla regione, ma prendono delle aree anche interregionali, sono introdotti da, ecco, dei brevi brani, ecco, legati ad alcune figure del mondo della poesia, della letteratura, dell'arte, ecco, della gastronomia. Il Veneto viene presentato, viene introdotto con una poesia dialettale molto simpatica, che però, come giustamente Carlo non ha osato fare, lo facciamo leggere dalla Stefania, ecco, nella lingua madre. Terra mia, anima mia, coi me avi impastai de sope e sabion, terra, ma a volte amara, de mar amigo e nemigo, terra de migración, fatta de strussie, pianti e dolori, de massa cimiteri de guerra, de poenta e renga, de peagre e gendene, de lumerie e massarioi, de vinterno e grinton, de basi, robai di Rio le Siese e fossi pieni de tenche e pesci gatto, sti recami de tiree, de ua, de graspi che vien zoco fatocchi de oro, di biceri impegni fin l'orlo, per dopo sentirte in gringoia, per sentirte paiasso Lion. Bellissima, bellissima. La poesia è di Gianni Vivian, perché il poeta conta, voglio dire, ecco, sì. Ecco, c'è una cosa, Carlo, che io volevo chiederti invece. L'impressione che ho avuto è che tu hai raccontato ogni territorio con equilibrio, senza partigianeria affettiva, diciamo,
però su alcune regioni ho l'impressione che sei stato un po' più uguale, no? E allora, e due in particolare. Una direi ovviamente che è la Sardegna, e quindi devi dirci qualcosa di più sulla Sardegna. E una invece, introdotta benissimo anche lì con il brano che la apre, e su cui sarebbe bello che tu ci dicessi perché, e che è la Campania. A me sembra che anche con la Campania hai avuto un atteggiamento un po' più uguale. Ecco, allora ci dici qualcosa. Cioè intendi, si vede l'affetto verso Veneto, Campania e Sardegna. Beh, il Veneto l'hai aggiunto tu, ma non è necessario. No, a parte qualche errore che giustamente mi è stato contestato sulla la soppressa con una P sola o la soppressa come invece in italiano è stato tradotto. A parte queste cose, no, del Veneto c'è un'attenzione particolare perché la frequentiamo tantissimo, merito anche di Gino e di amici di Slow Food del Veneto con cui abbiamo girato anche l'Italia, in alcuni posti abbiamo girato insieme con questo gruppo di Veneto e di Veneti. Siamo stati anche in Kenya, in Marocco, in Egitto, eccetera. Quindi c'è un'affinità, e poi c'è un'affinità gustativa, nel senso che troviamo qui quel che cerchiamo, tante volte anche come piacere materiale, personale, oltre il gusto dell'arte che qui trovi in ogni angolo quasi della regione. Quindi c'è una scivolata, come dice Gino, verso il Veneto per questi motivi, o se ne potrebbero aggiungere altri, ma non. Sulla Sardegna ovviamente io sono nativo e amante della Sardegna per tanti motivi, insomma, familiari, tradizionali. Sono venuto via da ragazzo, ma tutti gli anni corro a vedere come sta cambiando, se sta cambiando in bene o in male. Ho contatto con anche scrittori, giornalisti, persone della Sardegna che mi raccontano diverse cose, e quindi ho cercato di trasferire questo mio amore verso la Sardegna. Visto che è in italiano, posso, se volete, leggere, no, non è in sardo, è in italiano, ma di un sardo che molti di voi magari conoscono, perché sono i Tazenda, forse qualcuno di voi conosce, e quindi Parodi che cantava questa canzone che per me significa anche ricordi familiari molto, molto personali, no? Questo, vabbè, lo dico anche in sardo. Sas formas, scusate che gli occhiali mi impediscono di leggere bene. Gli occhiali servono per non leggere. Sas formas e furabu da gelu, su sole e sosisteddos, e formando un mundo bellissimo protene, pro poder dispensare cada bene, un mundo bellissimo protene, pro poder dispensare cada bene. E la traduzione naturalmente è questa. Le forme ruberei dal cielo,
il sole e le stelle e creerei un mondo bellissimo per te, per poterti regalare ogni bene, un mondo bellissimo per te, per poterti regalare ogni bene. Questa è una canzone d'amore, naturalmente per la propria amata, ma come avete sentito si parla della terra, perché è la terra madre che riunisce alla fine gli amori e riunisce il gusto, il sapere e le tradizioni. E qui naturalmente ho descritto alcuni vini che secondo me valgono la pena di essere conosciuti non soltanto da chi viaggia per mare, ma per chi ama i vini. Molte volte riceviamo delle telefonate da amici che girano. Siamo in Puglia, siamo in Basilicata, dov'è che ci dici di andare a mangiare? Che cosa non possiamo perdere? Quale vino non possiamo dimenticare? Ecco, io ho pensato ad un velista, perché voi pensate questo libro è utilizzato molto dai velisti, anche per la scelta del prezzo del vino, dei velisti che non hanno molta possibilità di tenere il vino in barca naturalmente a bordo e quindi debbono scegliere dei vini bevibili che abbiano un prezzo buono, che siano degni di essere ricordati come frutto di quella terra che stanno visitando, perché non stanno visitando solo la spiaggia o il porticciolo o il supermercato dove vanno a fare la spesa, ma stanno visitando un territorio che ha tante sfaccettature, ha arte, ha cultura, ha saperi. È per quello che abbiamo descritto, e qui mi sono fatto aiutare moltissimo da mia moglie, che su questo è bravissima, Daniela, a cui ho anche dedicato il libro. Abbiamo selezionato alcuni piatti tipici di queste regioni, perché erano piatti da non dimenticare, erano prodotti da non dimenticare. Arrivando in quella rada sperduta in barca, che cosa non posso dimenticare di cibo? Qual è il piatto più importante? E allora l'abbiamo descritto, non abbiamo messo la ricetta, perché le ricette si trovano ovunque ormai e facilmente. Abbiamo messo la descrizione di quel prodotto, descrizione di quel piatto. Poi mi dicevi della Campania, anche la Campania. Beh, non so, a volte non si sa, sai, il cuore, come diceva qualcuno più importante, Pascal, ha le sue ragioni che la ragione non sa. Le cœur a ses raisons che la raison ne connaît pas. Cioè, molte volte non sono conosciute le ragioni per cui il cuore va verso quel luogo, quella persona, quella sensazione. E quindi anche qui non saprei spiegarlo. Mi sembra di conoscere abbastanza bene i piatti della Campania, i vini della Campania, mi piacciono molto i vini, ma soprattutto i piatti campani, e forse per questo che io ho dato un'attenzione particolare. Però devo dire che mi piace tutti, mi è piaciuta tutta la gita che ho fatto, immaginaria, un po' no, perché qualcuno mi chiede: ma hai assaggiato tutti quei vini? Beh, non tutti, però di tutti, no, tutti impossibile, non tutti, però i produttori li conosco tutti e so come lavorano e conosco
magari altri tipi di vini che per esempio non sono adattabili ai vini da mare, a vini da pesce, diciamo, no? Che però io conosco, quindi parlo per esperienza, per quello che mi prendo tutte le responsabilità, no? Ovviamente ho letto e leggo tantissimo di enogastronomia in tutte le sue forme, in tutte le sue fogge, quelle cose brutte, quelle cose belle, però leggo e mi sono fatto questa cultura che quasi tutte le regioni, anche l'Abruzzo, cioè non ho paura di saltarne qualcuno, il Friuli poi, si può dire? Si può. Si può. Sì, grazie. Ho citato la Campania perché a introdurre questo racconto non è una poesia dialettale, ma è un brano meraviglioso. Lo legge la Stefania. Il profumo. Poiché gli uomini potevano chiudere gli occhi davanti alla grandezza, davanti alla bellezza e turarsi le orecchie davanti a melodie, ma non potevano sottrarsi al profumo, poiché il profumo era fratello del respiro. Patrick Suski. Tu, un'altra cosa, poi magari se vogliamo anche parlare un po' con tutti, introduci anche uno strumento utile che è un breve ma essenziale glossario che aiuta, no? Ecco, sussidiario, glossario, vero? Hai ritenuto utile questo metterlo. Sì, beh, qui ho preso un po' dallo stile dei velisti, perché le loro pubblicazioni sono molto puntate su dei termini che la gente comune ovviamente non conosce, cioè come non conoscono il linguaggio molte volte dei sommelier molto sì, che se la menano, come dice giustamente Gino. Anche nei velisti non scherzano, forse anche di più, insomma, quando sentite alcune terminologie. Allora ho preso un pochino dalla loro pubblicistica questa cosa di cercare di spiegare cosa vuol dire barricato, cosa vuol dire, che ne so io, un vino secco oppure agrumato, che poi non sono parole difficili, però non so, agrumato è una parola che è facilmente comprensibile, che sa di agrumi, oppure fruttato, perché fruttato? Perché sa di frutta, erbaceo, perché senti un pochino l'erba. Ci sono altri termini che non si possono dire, che ne so io, alcuni Sauvignon che sanno di pipì di gatto, che si possono dire, scherzavo, altri si dice così, e tra addetti ai lavori si dice facilmente, oppure questo vino sa di feccia, uno dice vabbè, allora cosa fai? Bevi la feccia, cioè. E quindi ho usato questo metodo che è semplicissimo, però è interessante perché tante volte ti chiedono proprio ma cosa vuol dire questa parola che dici? Sì. Grazie per queste parole che ci hanno condotto dentro questa narrazione molto interessante e molto utile anche. Se qualcuno vuole porre delle domande, io però vorrei innanzitutto, prima o poi doveva succedere, capita con gli amici, scusarmi con la Stefania Televisin che durante la presentazione mi è sfuggita, e di
anche perché ho un problema all'occhio sinistro e quindi non dico che sia giustificabile, però e per le letture che ha fatto, insomma, si sente anche la sua impronta teatrale, no? E che ci vuole per dare senso proprio al testo che viene letto. Però io volevo, magari dopo se ci sono altre domande, avendo qui sia Carlo che Gino, poi Carlo l'ha sottolineato varie volte nei suoi interventi, porre una questione che spesso sento dire quando si parla di slow food, quando si parla di eccellenze, quando si parla di vini. Volevo, lo so che è una spina ma porre la questione del prezzo, no? Perché sembra che bere un buon vino o mangiare un buon piatto anche della tradizione, anche rivisitato, comporti necessariamente avere invece delle possibilità economiche che non tutti hanno, dando con ciò anche spesso nel tempo l'immagine di un movimento come quello di slow food, che invece del cibo ha fatto una questione centrale, importante per la nostra vita, per il gusto e anche per la salute, e risulta centrale oggi proprio in una fase di transizione ecologica che abbiamo iniziato. Per esempio è nota la battaglia che il movimento conduce contro l'agricoltura industriale, i danni che ha fatto e che continua a fare. È nota il lavoro importante che sta facendo per la salvaguardia della biodiversità, con il lavoro che sta sviluppando in Africa con il progetto Mille Orti in Africa, insomma un movimento che ha lavorato attorno a un cibo a 360 gradi e con una visione sociale molto importante. Però continua ad esserci questa idea che per mangiare bene e bere bene bisogna avere anche un certo reddito. È una questione che mi piacerebbe, magari con due parole, ma che venisse affrontata, visto che abbiamo due, si può dire, storici personaggi di slow Ma food. storici vuol dire anziani? No, storici vuol dire importanti. Quindi qua entriamo nel campo della semantica e quindi io propendo per la seconda interpretazione. Bene, comunque volevo dire se magari alla fine questa cosa potete, se qualcuno ha da porre qualche domanda. Scusa, posso chiedere a Daniela, appunto, che ho nominato diverse volte, che è nominata anche nel libro, se puoi dire un pochino qual è il motivo per cui abbiamo messo anche i cibi, siccome è lei che mi ha dato una mano su questo, e i piatti locali. Daniela, ti tocca. Io non ho voce in capitolo. È il fio che deve pagare ad essere moglie. Ho solo avuto la responsabilità di dire va ben bere, però con cosa? Questa era un po' la mia lettura fondante, diciamo così, nel senso che per me l'idea di bere senza accompagnare in qualche modo con un cibo, con un assaggio, con un cicchetto, come si fa qua, insomma, con una cosa, è godere a metà, come direbbero quelli della pubblicità. E a questo punto l'idea era anche quella: dobbiamo pescare nella nostra memoria. Abbiamo la fortuna di avere girato l'Italia abbastanza in lungo e in largo e di avere anche dato corso a tanti assaggi via via che attraversavamo i territori. Come si può omettere di andare in un posto e mangiare quella cosa specifica, proprio quella cosa lì, che fanno solo lì in quel modo? Io ho delle persone che mi sono molto vicine, che abitano in Liguria e che affermano, e non lo so se sia vero o se sia una narrazione dei liguri, che se anche tu compri a Pra il più buono dei basilici, quando esce dalla Liguria saprà di magia, di menta. Cioè, magia saprà di menta, nel senso che quando esce dal territorio basta, perde le sue caratteristiche fondanti. E questo un po' è l'idea che mi ha mosso, no? Quindi questa cosa che
Se non vai proprio lì in Liguria a mangiare i mandili de seda col pesto, che mandili de seda ve li consiglio, sono una pasta sottilissima che viene fatta, mandili de seda significa, tradotto, fazzoletti di seta, quindi fazzoletti di seta con uno strato delizioso di basilico fatto cioè il pesto fatto col basilico di Pra. Non potete sapere qual è la magia che poi ve lo fa perdere quando ve lo portate a casa in Veneto o in Lombardia o ovunque altro. E questa un po' è stata l'idea: paese che vai, quindi cibo che trovi, e poi ovviamente anche gli altri cibi che non puoi mancare, i prodotti proprio tipici di quella zona, di quel luogo, che spesso e volentieri non fanno semplicemente da sfondo, non fanno semplicemente da comprimario, sono effettivamente protagonisti insieme al vino di una narrazione. E poi la narrazione è quella che fa il territorio, che deriva magari da culture sovrapposte. La Campania, come diceva prima Carlo, a parte il profumo, sfido chiunque ad andare in una limonaia sopra Sorrento e non incantarsi tra il paesaggio, i cibi, gli assaggi, i vini, eccetera. È impossibile non farsi coinvolgere. Però quando fanno questi assaggi, quando si vede questo territorio, si va con la memoria a tutti coloro che, come dire, hanno permesso di arrivare a questo punto, e la storia ci aiuta in questo. Cioè, quando si parla, qui abbiamo professore, voglio dire, gli Ozi di Capua, vi do un cenno, stiamo parlando di Campania e stiamo parlando di un luogo che addirittura arrivò ad intenerire, si direbbe oggi a rammollire anche i guerrieri, no? più forti. Perché? Perché c'era in questa aria, in questo luogo, in questi profumi, in questa agricoltura, forse anche nei vini. Voglio dire, il Falerno è uno dei più antichi vini della nostra cultura vinicola e enologica italiana, ed arriva proprio dalla Campania. Cioè, in tutto questo abbiamo queste sovrapposizioni della storia, del gusto, delle persone, che rendono unici le nostre visite, che devono essere però non semplicemente visite indagini, ma visite coinvolgenti. E il coinvolgimento è pieno solo se ci si siede a tavola, magari con un bel bicchiere di vino. Grazie Daniela per questa ulteriore. Qualche domanda o ci avviamo verso non il tramonto, il brindisi? Sì. Una velocissima. Sì. Allora, mi piace molto questo approccio al vino e al cibo come un'esperienza, e non nego che magari anche da profani, quando si va in vacanza, si tentano con risultati un po' ondivaghi, no? E quindi sì. In tutta questa vostra sperimentazione, degli aspetti più belli ce ne avete parlato, volevo capire se qualche volta, qualche tentativo, qualche assaggio vi ha proprio deluso, perché credo che quando uno fa una panoramica, insomma, ci sono gli alti e i bassi, che però poi magari restano anche un bel aneddoto da ricordare e portare nel cuore comunque, senza fare nomi o... Ma mi viene in mente una volta in una cittadina della Sardegna, che forse qualcuno di voi conosce, almeno come nome, Bosa, che si trova sotto Alghero, un posto meraviglioso, bellissimo, un mare fantastico. Un centro fra l'altro di oleocultura importante per la Sardegna, ma non solo. I migliori oli della Sardegna vengono da una oliva che si chiama Bosana, l'oliva Bosana, quindi proprio tipica di quel posto.
Andiamo a mangiare in un posto che pensavamo interessante, senza grandi attese. Noi in genere quando andiamo a scegliere utilizziamo la guida nazionale Osterie d'Italia, oppure ci informiamo prima, difficilmente andiamo così a capocchia. E siamo stati in questo posto dove per esempio sapevamo che c'erano delle carni buonissime, della vacca modicana, che è tipica di quella zona della Sardegna, e abbiamo chiesto dell'olio pensando siamo a Bosa, ci sarà l'olio bosano, fantastico, meraviglioso, segnalato da tutte le guide. Noi stessi, io stesso ho scritto tante volte parlando dell'olio dell'oliva bosana. Ci portano delle bustine per l'olio, l'aceto e il ketchup, e allora tutte e tre sì, sì, prodotte a Serralunga d'Alba, cioè questa vabbè è un esempio, però di fregature, per parlare seriamente, ne abbiamo prese tante, tantissime quando no, ovunque, anche a Venezia, anche a Venezia. Ne abbiamo preso tante e fanno parte comunque, poi abbiamo fatto parte di questo gruppo che faceva le guide, io per 15-20 anni, quindi ho visto il bellissimo e il bruttissimo, cioè dei posti che appena esci scappi subito, paghi e non ti fai vedere e non dici, non segnali niente ovviamente, perché non è nel nostro stile, ma così ne abbiamo preso di fregature, quindi può capitare. Idem per il vino, no? Magari è segnalato un vino, questo vino è stato tenuto in un supermercato, chissà nascosto chissà dove. Cioè, bisogna guardare tante cose quando si apre una bottiglia di vino, l'età del vino, il tipo di vino, poi il tappo e quant'altro, quindi se ne troverete, però se siete curiosi e positivi e se usano fanno esperienza. Certo. Due parole sui prezzi, su questa cosa. Sì, ecco, anche sui prezzi noi abbiamo selezionato i vini abbordabili per l'utente medio, diciamo, non di noi golosoni che invece di prendere le mutande di Armani prendiamo la bottiglia di Amarone, no? Preferiamo quello, penso. Cioè ciascuno sceglie quel che vuole della propria vita, magari i soldi li usa come vuole, c'è chi preferisce spenderli nel gusto del vino, del cibo, eccetera. Quindi noi siamo stati a selezionare proprio, anche chiedendo ad alcuni distributori, facendo ricerche in internet, di non esagerare molto con i vini, perché i vini hanno valore, molti hanno molto valore, quindi bisogna mettere nella testa questo, che i vini a volte sono cari perché lo meritano. E quindi però in ogni regione ho cercato di mettere qualche vino che merita anche
che ne so, una spesa al di là del possibile molte volte, no? Perché uno dice sono stato nelle Cinque Terre in barca e non ho bevuto lo Chaquetrà, no? Che è questo vino fantastico che è raccolto in questi costoni della Liguria, è una vendemmia davvero eroica, si usa troppo sta parola, però per dire, e che viene selezionata acino per acino, eccetera, che costa un fracco di soldi, cioè non puoi utilizzare lo stesso criterio di comprare una bottiglia, che ne so io, di Marsala con, che ci sono dei Marsala, no? Marsala, che è fantastica. Non si può avere lo stesso criterio. Se vuoi non perderti un goccio di Chaquetrà, se vai nelle Cinque Terre devi assaggiare lo Chaquetrà. Idem per l'Amarone, lo stesso si può dire per alcuni veneti friulani, scusate, alcuni vini friulani che hanno un costo che si direbbe eccessivo, ma è eccessivo, però bisogna spiegare anche perché a volte è eccessivo, no? E quindi, come diceva anche Lucio prima, noi passiamo per essere degli elitari, no? Di slow food, perché andiamo a cercare dei vini di un certo tipo, dei prodotti che costano, non andiamo a prendere l'acciuga qualsiasi, ma le acciughe che sappiamo che hanno un certo tipo di produzione, o l'oliva o il cioccolato, non so, qualsiasi prodotto può essere carissimo e può essere banalissimo. Non è detto, a volte uno prende quello banalissimo perché non c'ha fame, non ha soldi, oppure perché sceglie di essere così. Secondo me la democrazia del cibo non la si vede dicendo abbassiamo il prezzo dell'Amarone a 10 euro perché l'Amarone è di tutti. L'Amarone è un'opera d'arte, non lo puoi considerare come un vino che fa il contadino. Una cosa su questo sì, perché io credo che al di là dei luoghi comuni, di queste cose, quando si parla di prodotti ci sia da fare una considerazione di base, che è quella del prezzo e del valore. Sono due cose diverse. Non il migliore equilibrio è quando il prezzo corrisponde al valore e quando il valore di un cibo ha il giusto prezzo. Noi dobbiamo ragionare così se stiamo da una parte, che è quella che dicevo prima, del buono, del pulito, del giusto, del bello, del sano, perché diversamente siamo di fronte a delle produzioni che competono sul prezzo. E se l'unico parametro di riferimento è il prezzo, bisogna che siano produzioni massive, standardizzate, dove il gusto è uguale ovunque lo si produca nel mondo, quel prodotto, non nella regione, nel mondo, dove a intervenire sono grandi proprietà terriere, grandi multinazionali, dove il produttore, il contadino non romantico, quello reale, quello che fa il contadino ancora, non ci sta, non c'è. Allora, questo è un aspetto che non è che non ha una soluzione, ha una soluzione con alcune attenzioni, per esempio. Per esempio, l'attenzione della stagionalità. La stagionalità aiuta a risolvere, ad affrontare questo problema con il massimo della qualità, quindi senza rinunciare per niente, ha un valore che ha un prezzo affrontabile da tutti. Poi c'è un altro elemento che è quello del piacere, della passione, così come Giorgio ha la passione per le macchine fotografiche,
e così come altri hanno la passione per altre questioni. Allora lì scatta un altro meccanismo. Ognuno di noi ha una sua gerarchia di valori, rispetto alla quale destina delle risorse. E nel far questo non si dà un giudizio generale su tutto, sono aspetti specifici, molto personalizzati, molto di merito, rispetto ai quali uno dice, beh, a me questa cosa che dà soddisfazione, una volta nella vita me la tolgo. Noi una volta a Treviso come Slow Food facevamo un evento una volta all'anno che si chiamava Una volta nella vita, e quella volta lì, voglio dire, tracimavimo un po', no? Ecco, nel senso che andavamo, perché era un'esperienza unica che ce la ricordiamo tutti ancora adesso. Allora si può fare questo, ma si può anche dire che il buono, pulito e giusto sta anche con prezzi assolutamente, nel vino specialmente, assolutamente abbordabili. Ci sono ottimi vini a ottimi prezzi. Slow Food fino a poco tempo fa faceva una guida, che era la guida al vino quotidiano, ed era una ricerca eccezionale, eccellente. Non ha avuto fortuna, voglio dire, però era uno strumento molto utile. Voi guardate in ogni azienda, ecco, importante è conoscere l'azienda. Non c'è il bianco, il rosso, il Chardonnay, il Merlot, il Cava, no, c'è un nome e cognome di ogni azienda. Come ognuno di noi si chiama, possiamo avere gli stessi cognomi, ma variando il nome varia la persona, varia tutto di ognuno di noi. La stessa cosa è sul cibo e in particolare sul vino. Queste sono attenzioni che non hanno bisogno di un manuale di istruzione, è un atteggiamento generale. Guardate come si chiama, dov'è, se riuscite ad avere qualche informazione meglio, non andare al buio, qualche volta si sperimenta e come tutto nella vita qualcosa va bene, qualcosa non va bene. Se non ho ipotecato la casa posso anche aver sbagliato il ristorante, voglio dire, non casca il mondo, non torno più e cambio registro, no? Ecco. Però cerchiamo di avere alcuni criteri, ma un atteggiamento di fondo sì, che il cibo ha un valore. Questa è una questione, perché dietro c'è il lavoro di chi l'ha fatto, dietro c'è una storia, dietro c'è una tradizione, dietro c'è una scommessa di chi continua a produrlo che dice no, voglio farlo lo stesso, anche se economicamente potrei fare altre cose. Guardate che il ritorno ad alcune tradizioni, specie al lavoro alla terra, di giovani che sono ingegneri, che sono architetti, è per il valore di quel lavoro, non per la redditività di quel lavoro. E questa è la grande scommessa che stanno facendo i giovani, molto giovani, e che insegnano a noi, che siamo di un'altra generazione. Perché la produttività e basta porta alla standardizzazione, porta al lavoro che ha il prezzo come riferimento. E il prezzo tratta il cibo come una commodity qualunque, come un ferro da stiro, come un bicchiere vero, no, è un'altra cosa il cibo è un'altra cosa, perché è un elemento di vita, è un elemento che ha una storia, che ha un valore. Questo è l'atteggiamento di fondo. Se abbiamo voglia teniamolo e poi ci rapportiamo su tutto. La stagionalità è un altro dei criteri, la conoscenza di dove andiamo è un'altra cosa. Andare dal contadino a comprarsi a verdura, andare dal è una cosa virtuosa. È scomodo, sì, tante volte, ma a volte ci sono anche, per esempio a Mogliano c'è il mercato del giovedì, del venerdì, il mercato in tante altre cose. Quindi ci sono opportunità. Il bello, il buono, il piacevole non è patrimonio né riserva di chi ha grandi disponibilità, è patrimonio di chi ha qualche idea e ha anche un po' di gusto, perché alla fine mangiare cose buone vuol dire anche avere buon gusto. Grazie. Allora ringraziamo. Sì, allora lì c'è il libro di cui abbiamo parlato finora e quindi lo potete avere anche con la firma dell'autore. Adesso Lucio ha organizzato un brindisi che sta in sintonia con quello che abbiamo detto, perché ci sono due prodotti che sono presenti nel libro di Certo. E no, dico cosa sono. Sì. Stai dicendo tu. No. Allora, c'è un cibo veneziano, chiaramente non è un piatto, cioè di nosè, un risotto, quei sepi, ecco. È un biscotto, i baicui sono tipici veneziani, un biscotto della tradizione veneziana. Lo accompagniamo con un vino altrettanto tipico, straordinario e nello stesso tempo travolgente, distruttivo, che è il prosecco, ma qui andiamo al Cartizze.
il Cartizia nella zona del Cartizie, di un'azienda storica del Cartizie che è l'azienda Bisol, quindi lo accompagniamo bene con i veicoli. Sì, benissimo, veicoli che siano anche pochi dei bussoeri. Sì, dolci. E però volevo concludere con due informazioni proprio anche che mi aiutano a dire rispetto agli ultimi ragionamenti fatti. Vi ricordo, per chi fosse interessato, insomma, che domani pomeriggio, sempre alle 18, a casa dei Carraresi, e anche gli ultimi ragionamenti fanno parte di quel discorso complessivo organizzata da Slow Food, condotta di Treviso, e da Laudato Si di Treviso. Ci saranno Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, e Gaël Giraud, che è un economista a livello mondiale, gesuita, che ha scritto vari libri sulla transizione ecologica, e presenteranno anche il loro ultimo lavoro che si chiama appunto Il gusto di cambiare, perché spesso questa transizione ecologica viene vista come un aspetto punitivo, quasi divino nei confronti dell'uomo. Invece mangiare bene, star bene, vivere nel benessere è una scelta appunto di vita e di evitare le nevrosi invece di certi modi di vivere. Quindi domani, per chi fosse interessato, credo ci sia ancora qualche posto. Per chi ha partecipato a questo c'è poco. Ecco. E poi vi ricordo, quindi ringraziandovi per questa bella edizione, la terza di Aperitivi Narrativi, che a settembre invece sempre qua faremo gli aperitivi poetici, sapendo che nel benessere rientra anche la poesia, e con Giovanni Turra, che è qui presente, che ringrazio, e Pierfranco Ugliana stanno vedendo come consulenti quali poeti portare per la terza edizione degli aperitivi poetici, e quindi a settembre vi aspettiamo nuovamente per quest'altra terza edizione. Adesso il brindisi finale mi sembra la cosa migliore per concludere questa bella edizione, ringraziando ancora Carlo e Daniela e Gino e Stefania per questa bella e possiamo dire gustosa conclusione. Va bene, buona serata a tutti.